Lette dal tutto. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie, ciao e un grande saluto a tutti. Siamo circa alle Idi di maggio, a metà di un mese che, come avete visto, almeno al nord, ma ho sentito anche in altre regioni, si è rivelato più fresco del solito. Vedremo gli sviluppi e i vati del meteo già sono pronti peraltro a pronosticare 28-29 gradi per il prossimo fine settimana. Vedremo. Oggi abbiamo ospite Marco Zognini che comincio a salutare. Marco, ci sei? Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benissimo, adesso ritorno subito a te ed entriamo in medias res. Voglio solo citare il Salone del Libro. Ogni anno di questo periodo appunto viene celebrato il maggiore Salone del Libro, detto Salone del Libro, mentre altri saloni, fiere e librari hanno altri nomi, a Milano, Book City, a Roma, ce ne sono un po' sparsi per tutta Italia, ma certamente il più noto, il più frequentato oramai da una quarantina d'anni è proprio il Salone del Libro. E quest'anno il paese a cui è dedicata l'insieme, diciamo, dell'offerta libraria è la Grecia, un paese che, diciamo, posizionato in area mediterranea, ha dato moltissimo nell'antichità. Diciamo, nella modernità ci sono stati diversi autori interessanti, mi viene in mente soprattutto Cavafis, ma in realtà ovviamente non è riuscita mai a competere a livello letterario, culturale in senso lato con altre grandi nazioni. Questo per tantissimi motivi che adesso non sto a giudicare naturalmente, e quindi però prendo atto che il Salone del Libro almeno rende onore a questa realtà biancazzurra come bandiera, che comunque diciamo è l'eredità di un grande tesoro che è quello antico che tutti conosciamo sicuramente. Allora Marco, oggi con te però ci trasferiamo in Francia perché io voglio capire, grazie a te, tu sei la persona giusta, inutile ricordare chi sei. Tra l'altro collabori anche tu con una bellissima trasmissione alla nostra radio, ma sei uno dei pilastri della cultura metapolitica leghista. Sempre una dicitura che fa fatica a passare, chissà perché, nel senso che, questo riguarda anche me naturalmente ed altri, no? Nel senso che cala sempre un'ombra di diffidenza da parte dei soliti guru dell'intelligenza italiana, no? Ma ovviamente se questo destino ci è stato vuol dire che abbiamo qualcosa di eroico, come appunto gli antichi eroi della Grecia, ecco, da dover compiere. Bene, allora la Francia contemporanea, io voglio capire una cosa, ma questa grande destra, con la sua grandeur, con la sua missione che ha avuto anche in Europa e nel mondo, diciamo, da De Gaulle negli anni 60 per arrivare fino a Sarkozy, perché è tramontata? E qui non vorrei essere equivocato, non è che non consideri destra la Le Pen, il papà che io ebbi modo di conoscere proprio a Bruxelles, personaggio straordinario per me dal punto di vista se non altro caratteriale, per simpatia ed empatia, e fino ad arrivare alle più giovani leve della famiglia. Ma non è che voglia, però io intendo una destra più larga e meno votata, diciamo, a delle posizioni estreme, laddove a partire da De Gaulle, cioè, il riferimento, e non a caso nel promo c'è la sua indimenticabile figura di generale, e poi è andata avanti nel corso del tempo, ovviamente compiendo anche degli errori, saremo i primi a far notare, ma che poi in pratica negli ultimi 20 anni è un po' decaduta, non riesce più a mordere, non riesce più a dare il segno di sé. Cosa dici tu? Sì, è un'ottima osservazione.
faccio una premessa assolutamente doverosa, che la Francia comunque è e resta uno dei più grandi laboratori politici dell'Europa, perché se è vero che il mondo britannico ci ha dato la Magna Carta, l'habeas corpus, sono stati i primi a tagliare la testa a un re, però è vero che tutte le grandi anche idee dal Settecento ad oggi partono, hanno dei prodromi nella situazione francese o si ritrovano nella situazione francese, che è stato il primo vero stato monolitico, che quindi dalla guerra dei cent'anni, voglio dire, in avanti, che ha portato già uno scontro con le piccole patrie che noi amiamo, dall'Occitania alla Savoia alla Bretagna. È stato il paese dell'illuminismo, ma anche ovviamente di una massoneria legata dalla fedeltà alla corona, che quindi ha cospirato contro la corona. È stato il tempio della borghesia e quindi anche di poi tutto quello che è accaduto, quindi la rivoluzione, ma anche per esempio le sue derivazioni, quindi il terrore, l'assemblearismo, il bonapartismo, la comune e anche ovviamente la reazione legittimista, chi pensava al trono e all'altare alla de Maistre, i cattolici lefebvriani, la Vandea, eccetera, eccetera. Nasce il proletarismo, diciamo ha le sue più grandi, se vogliamo, espressioni anche l'antisemitismo con l'affaire Dreyfus. Diciamo che alcuni concetti a noi cari come analisi politica, come quello di sinistra radicale e come quello di destra nazionalista che si appella al popolo, diciamo sono propri del mondo francese. Ovviamente la destra ha questa grande scissione che viene dalla seconda guerra mondiale con i gollisti, con la France Libre, diciamo, con chi diciamo, cerca di rivendicare la legittimità dello Stato e chi invece si era riconosciuto nella Repubblica di Vichy, che voleva comunque salvare la situazione, il collaborazionismo dal 40 al 44, tutto quel mondo intellettuale fertilissimo, anche molto interessante, Brasillac, Dreux e La Rochelle. Ci sarà quella destra comunque che penserà alle battaglie contro il bolscevismo e che viene un po' ripresa dal mondo del primo lepenismo di Le Pen padre, che si legherà, diciamo, ai reduci dell'Algeria, dell'OAS, ai cattolici radicali, all'Action Française, quindi ai legittimisti. Quindi c'è già questa distinzione. Il gollismo, diciamo che poi noi possiamo dividere tra un gollismo di guerra, quindi quello originario della France Libre, poi il gollismo politico con l'insediamento di De Gaulle e il neogollismo, quindi dal 70, per chi poi ne rivendica l'autorità, nasce proprio dall'idea di De Gaulle che si oppone alla Quarta Repubblica francese, che è considerata inefficace, che ha un parlamentarismo che è bloccato su tutto, potremmo dire partitocratica, usando il termine inventato da Pannella, no? Con questa crisi non affronta la decolonizzazione e quindi De Gaulle nel giugno 58, diciamo, dopo una lunga preparazione, rapporti eccetera, assume i pieni poteri che poi gli verranno confermati con un referendum costituzionale. L'idea di De Gaulle è sostanzialmente una repubblica cosiddetta semi-presidenziale. Lui ha una visione umanista, diciamo, della Francia, della politica pragmatica, di indipendenza dai grandi blocchi politici, di unione tra capitale e lavoro anche per, diciamo, smontare un po' quella che è la lotta di classe. Lui crede molto nel passato della Francia, nel senso che la Francia ha una missione civilizzatrice e non deve essere paralizzata da dispute interne. Ecco perché nasce anche l'idea del presidenzialismo, no? Un capo, uno Stato, un progetto, ecco, che ricorda anche altro, ma insomma diciamo che l'idea è un po' questa. Se vogliamo anche l'idea di capitale e lavoro, di partecipazione, di collaborazione anche del lavoratore alla gestione dell'impresa è un'idea che in fondo nasce anche dalla terza via degli anni *20, potremmo dire, ecco, absit in iuria verbis, che è anche un concetto fascista, se vogliamo, questa cosa, però ripreso ovviamente nell'alveo democratico. De Gaulle cosa vuole? Diciamo, De Gaulle ha una politica favorevole comunque
all'autodeterminazione dei popoli, ricordiamo il suo Viva le Québec libre, ovviamente a favore della minoranza francofona in Canada, però ovviamente deve affrontare anche il problema dell'Algeria e lì insomma ci sarà poco da fare, e comunque le comunità francesi dell'Algeria insomma saranno in guerra sostanzialmente, i coloni francesi un po' con De Gaulle, ma diciamo nella sua attività lui vuole una Francia grande potenza, intanto perché ha un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza, perché ritiene che debba avere rapporti privilegiati, direi one to one con i grandi del mondo, quindi fuori dai due blocchi. Infatti avrà missioni culturali anche con l'URSS, riconoscerà la Cina di Mao, anche se resterà fondamentalmente anticomunista, parte con un grande programma nucleare, i test già in Polinesia nel 60, ci saranno i bombardieri strategici, i missili balistici, c'è la corsa allo spazio, i famosi vettori Ariane francesi, pensa anche all'economia, ci sarà quindi il nuovo franco, il rimpatrio delle risorse aurifere nel paese e una modernizzazione industriale molto dirigista, quindi alla francese, però ripeto sempre con quest'idea di superare un po' la lotta di classe. Sono anche gli anni in cui nascono le istituzioni europee. L'idea di De Gaulle è un po' differente. De Gaulle vede un'Europa confederale che chiama Europa delle Nazioni contro il superstato europeo, quindi lui sostiene i primi trattati europei di nascita che sono favorevoli tutto sommato anche alla crescita delle nazioni, il Trattato di Roma, il Trattato della CECA del carbone e dell'acciaio, mentre sarà un grande difensore anche del principio di unanimità nelle istituzioni europee, proprio per evitare la serie di problemi che vediamo anche oggi. Però per esempio si schiera contro la CED, la Comunità Europea di Difesa, che prefigurava un esercito europeo con una legittimità un po' tutta da decidere e da vedere. Questo lo allontanerà anche dalla NATO. Sarà anche quello che capisce che la Francia può utilizzare le istituzioni europee a suo vantaggio, quindi ricrea quel grande forte legame franco-tedesco che i tedeschi chiamano la Kern Europa, l'Europa in nuce, diciamo il nocciolo europeo, che è un po' l'Europa carolingia, se vogliamo, che poi diventerà il patto di Strasburgo, eccetera, e quindi riporta anche un grande protagonismo francese nelle istituzioni europee, perché sa che comunque l'Europa può essere un veicolo importante del soft power, del potere politico e anche burocratico francese. Quindi questo è un po' il portato di Le Pen di De Gaulle alla politica francese che ha lasciato comunque. Esatto. Prego. Perfetto, ti fermo solo un attimo perché consiglio ai nostri ascoltatori, se riescono a fare un viaggio in Francia, che non è solo Parigi, poi ci ritorneremo sul problema, ma è anche la zona centrale che io adoro, la Borgogna, la zona dello Champagne, eccetera. E lì, approssimandosi verso Parigi, ma ancora a un 200 km di distanza, troverete Colombey-les-Aiguilles. Andate sulla tomba del generale De Gaulle. Commovente i tributi che sono stati dati in questi anni dalla sua morte, che è a fine anni 60, è vero, sono stati anni in cui la gente ha fatto processioni, pellegrinaggi alla tomba di De Gaulle, perché è rimasto un mito assoluto. Io non sto dicendo di essere gollista, è piano, dopo rivedremo alcune coordinate del discorso che è complesso, però è un mito che è difficilmente attaccabile da altri personaggi che sono venuti dopo. Colombey-les-Aiguilles, nel silenzio di quella
di quell'atmosfera proprio di strapaese francese che è unica al mondo. Scusa se ti ho interrotto, adesso arriviamo però al neogollismo. Caro Marco, a te la parola. Certamente, diciamo quindi che il post De Gaulle viene vissuto con una tensione tra chi vorrebbe mantenere intatti poi i principi originari del neogollismo e chi invece decide di superarli progressivamente. Negli anni 70 avremo figure come Pompidou, grande tecnocrate, così come Giscard d'Estaing. Avremo per poco tempo la figura di Chaban Delmas, tra l'altro anche lui generale, resistente, con un rapporto anche particolare con la sinistra, che vedeva, insomma, anche lui era un patito della cosiddetta terza via, che verrà però anche lui messo un po' da parte, sarà anche un grande sindaco di Bordeaux. E quindi ci sono queste tensioni che sfociano sostanzialmente nel dicembre 76 con la segreteria Chirac, che poi sarà il grande uomo che traghetterà fino agli anni 2000 sostanzialmente il gollismo, il neogollismo. L'idea di Chirac è di un po' normalizzare questo programma gollista per allinearsi un po' al conservatorismo, potremmo dire alle destre europee, sia a livello di capitalismo liberale, con tutta una serie di riforme, però con uno Stato molto forte. La Francia non ha fatto le privatizzazioni all'italiana, alla Prodi, diciamo l'EDF è sostanzialmente ancora in mano allo Stato francese e quant'altro, però diciamo c'è questa apertura di mercato, c'è un'apertura forte all'atlantismo, ecco, quindi c'è, come dire, un allineamento anche comunque all'Alleanza Atlantica, agli Stati Uniti, comincia a esserci comunque curiosità per il modello del reaganismo e del thatcherismo, anche se non si arriverà mai, insomma, a qualcosa di parallelo. Forse, se vogliamo, con Chirac resta soprattutto l'idea di una Francia forte in un'Europa indipendente dai blocchi. E quindi saranno gli anni in cui c'è questa evoluzione, ci sarà la parentesi importante del socialista Mitterrand nell'81, che anche lui riproporrà la grandeur e tutta una serie di questioni. Nasce in quegli anni comunque anche ci sarà comunque per poco anche il sistema proporzionale in Francia, che verrà poi subito eliminato di nuovo per tornare al doppio turno, perché comunque cresce, si stabilizza la figura del Front National, come vi dicevo, della destra lepenista, della destra alternativa, contro cui è proprio Chirac a diciamo creare quella conventio ad excludendum, quel fronte repubblicano che la isola sostanzialmente e che quindi la terrà, diciamo, in naftalina per molti anni, ma che nel frattempo porterà a sua volta la destra gollista a perdere progressivamente consensi e a fare compromessi, diciamo. Quindi, ripeto, sono gli anni in cui, per esempio, Balladur dall'86 all'88 ha delle aperture all'economia di mercato, e poi mentre di solito era rimasto un minimo di critica alle istituzioni europee che venivano utilizzate solo per diciamo per una visione francese, però nasce una vera e propria campagna da Chirac pro Europa su Maastricht 92, quindi da lì nasce anche poi l'adesione vera e propria gollista alle istituzioni di Bruxelles e di Strasburgo. Ci saranno sempre gli eretici all'interno del partito, Charles Pasqua, Philippe Séguin, che creeranno tutta una corrente alternativa. Charles Pasqua comunque sarà anche un interlocutore importante delle destre italiane, avrà ottimi rapporti con Berlusconi, ma anche con Fini e anche con la Lega, così come Philippe de Villiers, eccetera. Però diciamo che la parte fondamentale del movimento gollista, che in quel momento ha una parte ortodossa, una parte centrista, una più liberale e una più sociale, diciamo però un movimento che si regola ancora su questo fronte repubblicano sostanzialmente pro-europeo.
sono gli anni in cui il Rassemblement pour la République, che è un po' l'erede appunto di questi partiti gollisti del Rassemblement pour la France di De Gaulle, governa insieme all'Union démocratique française, che sono sostanzialmente i centristi che poi faranno nascere un'altra eresia, se vogliamo, all'interno del mondo francese, che è con François Bayrou poi il macronismo, perché sostanzialmente Bayrou porterà i centristi a governare con la sinistra, inventandosi un po' prodianamente quello che sarà un po' il trasformismo di Macron. Però restando sull'idea, diciamo, degli anni 2000, Chirac comunque finalmente riesce a diventare presidente, nonostante il personalismo anche, che è stato uno dei problemi anche della destra, perché alle elezioni dirette del presidente vi sono più candidati dello stesso partito, però diciamo c'è la situazione dell'aprile del 2002 in cui Chirac si scontra con Le Pen, perché i socialisti con Jospin non arrivano al ballottaggio e quindi ci sarà questa chiamata alle armi contro la destra estrema, che darà poi a Chirac sostanzialmente una maggioranza incredibile al ballottaggio, e nascerà questo nuovo partito. Chirac ne approfitta per reimbellettare un po' il partito, che diventerà la UMP, che sarà Union pour la majorité présidentielle, e poi diventerà Union pour un mouvement populaire, e che cerca appunto di portare avanti quindi la grandeur francese, il modello sociale francese, nonostante, ripeto, ormai sono gli anni in cui la destra di governo è una destra sostanzialmente un po' è tornata dall'idea di De Gaulle, che era anche un'idea capo con il popolo, era anche un'idea un po' trasversale a destra e a sinistra, si è un po' più normalizzata. A Chirac poi faranno seguito comunque altri leader, come quello appunto di Sarkozy, che sarà quello che poi trasformerà l'UMP nei Républicains, quindi nel partito di oggi, anche se poi oggi è ai minimi termini. E perché oggi è ai minimi termini quel partito? Perché sostanzialmente sono due le grandi critiche che hanno eroso il consenso, diciamo, dal 2000 in avanti. La prima è la questione europea, perché la convenzione europea, quella con Giscard d'Estaing, Giuliano Amato, che aveva preparato in maniera anche così molto superba il trattato di Nizza, quest'idea che doveva portare insomma a un passo ulteriore verso il superstato europeo, frana provvidenzialmente, dico io, 21 anni fa, il 29 maggio del 2005, sul referendum francese, dove invece avrà un apporto determinante, quindi da lì che partirà la grande marcia, se vogliamo, Le Pen, e quindi la grande marcia della destra, dove poi Le Pen lascerà spazio a Marine a sua volta dediabolizzerà, come dice lei, il partito, lo renderà molto più laico, molto più vicino anche alla visione della sinistra, la visione operaia, quindi riprendendo in questo anche un concetto importante di Marco, De Gaulle. Andiamo al break, perché andiamo poi avanti ancora un 10 minuti, un quarto d'ora, sì. Se a te è possibile. Frena i tuoi istinti mangerecci che presumo ancora ben sostanziosi. Ben sostanziosi non perché sei giovanissimo, ma voglio dire rispetto a quando eri bambino. Allora, la parola alla nostra Natalia. Regia, prego. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net.
semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie Natalia. Allora, per chi si fosse messo, spero di no, che abbiate ascoltato fin dall'inizio, e si fosse messo solo ora in ascolto, in collegamento, abbiamo Marco Zognini che ci sta illustrando alla grande tutto il percorso della destra francese fino praticamente ai nostri giorni. Allora, tu stavi finendo forse un concetto, un punto, no? Se posso, allora, la crisi del neogollismo, come ti stavo dicendo, nasce da tutta una serie appunto di fattori. Abbiamo detto la questione europea e l'euroscetticismo montante, abbiamo detto il personalismo, la normalizzazione anche di alcune idee molto trasversali di De Gaulle, e poi c'è un'altra idea importante, un'altra situazione importante, totalmente, ripeto, sottovalutata, direi da tutta la politica francese, ma in questo caso già da Chirac e da Sarkozy. Intendiamoci, Sarkozy sarà un presidente comunque molto importante, che avrà diciamo anche molti successi al suo arco, anche se poi la sua parabola politica è finita male, ma ripeto, forse la parte più distruttiva che ha alienato molti consensi è stata l'illusione che lo Stato laico potesse bastare a difendere il paese dalla creazione, di quella che vediamo oggi, di una società parallela di tipo islamico nelle banlieue, che comunque sta erodendo insomma un po' il paese dall'interno. Un mondo islamico che si affida politicamente alla sinistra, ai Verdi, alla France Insoumise, diciamo a questi partiti radicali, ma che anche la sinistra diciamo lo sottovaluta, perché questo mondo islamico non sposa i temi della sinistra, ma porta a sinistra i suoi temi, quindi tutti quelli della Sharia e comunque dell'agibilità politica totale comunque del mondo islamico, e questo ha eroso il consenso nei confronti dei repubblicani. Quindi quando poi anche il gradimento verso Sarko, anche per la riforma delle pensioni e quant'altro va a sparire, il mondo comunque gollista si frantuma ancora di più. Ci saranno mini scissioni, soprattutto appunto in occasione delle presidenziali, fino a quando poi si rompe anche il meccanismo del fronte repubblicano e comincia da Nizza con Éric Ciotti anche quella collaborazione del tutto inaspettata, ma comunque molto condannata ancora da un certo mondo anche giornalistico francese, la collaborazione tra una parte dei Républicains e poi per esempio una parte della nuova destra, del Rassemblement di Madame Le Pen, che comunque si avvia a diventare anche un partito di governo. Ecco, questa è un po' la parabola che ti volevo sottolineare. Certo, 2 o 3 problemi che mi vengono in mente, che cerco sempre alla buona di individuare per capire come mai la destra con la D maiuscola non riesce più ad avere appeal. Il problema del mondo lepeniano
è che è stato ampiamente demonizzato e si assiste a un riciclo di antifascismo becero, molto peggiore dell'antifascismo 1.0, che tende appunto diciamo, arricchendo tutta la loro arringa attraverso nuove motivazioni che in parte hanno a che fare appunto con l'immigrazionismo, eccetera. Ma questo problema è enorme, perché il fatto che la polarizzazione verso l'estrema destra ha nuociuto secondo me tantissimo alla destra nel suo complesso, tanto che noi assistiamo da 10-15 anni al potere di un Macron che faccio fatica a vedere, a capire a quale ideologia possa appartenere, ma mi sembra una forma di radicalismo, va bene, di centrosinistra, diciamo, laico e irriverente nei confronti delle tradizioni, falsamente nazionalista per salvare la faccia. Quindi questo è un problema. L'altro problema è Parigi. Perché? Primo, Parigi, come Roma, per certi aspetti peggio di Roma, centralizza troppo il paese. Io sono stato diverse volte in Francia, non riesco più a vedere nessun sussulto di identità che in qualche modo voglia sfidare, insomma, voglia contenere Parigi. E poi Parigi è per tradizione socialista se non comunista, e tutto questo proprio per la protervia della capitale continua a inficiare diciamo la scelta dei votanti, secondo me, perché rimane quel modello lì forte, attraverso proprio incarnato da certi personaggi, le sindachesse, insomma, chiamiamolo come vogliamo, che evidentemente fanno ancora da modello putrido in senso politico, si intende, con tutto il rispetto delle persone, ma tutto questo ha bloccato il meccanismo di una destra di campo largo, usiamo questo termine un po' irriverente di solito verso la sinistra. Che idea ti sei fatto tu? Sì, diciamo che è una destra che ancora una volta forse è succube dell'idea gramsciana del possesso, comunque dell'informazione, della creazione comunque del pensiero culturale e quant'altro. Quindi siccome c'è stata almeno negli ultimi 30 anni, ma se non di più, comunque tutta quest'idea del fronte repubblicano, tutta quest'idea anche di una destra inaccettabile e quant'altro, le destre non si parlano perché hanno sostanzialmente paura di parlarsi, almeno, ripeto, fino a quando oggi sta cambiando qualcosa, però resta questa grande propaganda con degli assunti, dei temi che in realtà potrebbero essere quantomeno discussi. Ecco, oggi manca anche, se vogliamo, la volontà vera di discutere e di confrontare, un po' per pigrizia intellettuale dei nostri tempi, questo va detto, un po', ripeto, per l'indottrinamento che c'è stato, specialmente in un paese che, essendo centralista, pone un po' la visione di Parigi sopra quella di tutti gli altri, perché poi la Douce France è anche un paese con incredibili differenze, con incredibili bellezze che andrebbero valorizzate e ovviamente, ripeto, una regione magari da 300.000 abitanti può dire di più della storia della Francia che magari le grandi conurbazioni di milioni di abitanti. Detto questo, è ovvio che dovrebbero parlarsi, ma perché? Perché poi si scoprirebbero tante cose, che oggi il rassemblement di Bardella e della Le Pen in realtà è un partito molto vicino, per esempio, anche alla classe operaia, soprattutto quella del nord del paese, che sta soffrendo di più anche dei problemi dell'immigrazione. Scoprirebbero che è un partito che non è assolutamente antisemita, anzi gli ebrei di Francia, preoccupati dall'Islam, lo stanno scegliendo. Scoprirebbero che, per esempio, è un partito proprio sempre in alternativa con la protervia islamica, è un partito anche molto scelto dai giovani diciamo omosessuali, quantomeno quelli che non usano la propria omosessualità come un'arma politica, insomma, quelli che detestano un po' queste grandi carnevalate
dei Pride, eccetera, eccetera. E credetemi, sono tanti, ne ho conosciuti tanti anche nello staff europeo, persone che, ripeto, assolutamente vivono la propria sfera privata in maniera molto seria, non chiedono carnevalate o altre cose, ma sono persone che poi si ritrovano nei valori conservatori, anche in economia, in tante altre situazioni. Quindi voglio dire, la destra dovrebbe cominciare a parlarsi, dovrebbe cominciare a fregarsene del giudizio di una certa televisione, di una certa stampa, di una certa rive gauche, anche perché il 90% di essa è comunque finanziato dal potere, quindi alla fine prima o poi queste cose cadono. Quando cadono poi insomma si rovinano e cambia completamente il sistema. Ecco, potrebbe esserci, se vogliamo, una rivoluzione copernicana, come accadde in Italia, no? I famosi 40 milioni di fascisti che poi diventano 40 milioni di antifascisti. Ecco, questo è un po' quello che vedo, ridendoci anche un po' su, anche se amaramente, perché insomma c'è di mezzo un paese, ecco, però la situazione senz'altro è questa. Ecco, ultimo spunto, noi che siamo cresciuti, io e te e altri, diciamo simpatizzanti culturali, soprattutto della cultura leghista, che è una cultura di identità e di salvaguardia di tutti i popoli, anche minori. La Provenza, la Bretagna, la Corsica per noi sono dei must dal punto di vista della possibilità di credere nella loro identità. Ma allora, ancora una volta, perché i 3 paesi latini, fra virgolette, poi dopo ci sarebbe molto da discutere, però certo. Spagna, Francia, Italia non riescono a trovare la via del federalismo, che sarebbe, secondo me, anche per la destra più della sinistra, ma soprattutto per la destra, diciamo, la proiezione reale della libertà, ecco, di un liberalismo moderno, ma al tempo stesso consapevole del valore della tradizione. Perché non si riesce in Francia ad arrivare come si è arrivati in Germania, negli States, a tutto questo? Sì, faccio una premessa comunque, che alcune libertà comunque linguistiche e culturali in zone come la Bretagna così sono forse meglio garantite che perfino in Italia, comunque, ecco, detto questo. La cartellonistica stradale ha vinto lì, quella che vogliamo noi ha vinto, da noi è ancora alla preistoria. Esattamente. Ti dico, perché la destra non ha ancora capito che in realtà diciamo l'autonomia locale è in fondo iscritta in quella legge naturale che noi tutti difendiamo, no? Contro una sinistra che ha delle idee sempre molto astratte, una sinistra che insomma se la realtà non ti sta bene, tanto peggio per la realtà, devo avere delle famose sovrastrutture, eccetera. Noi crediamo insomma nella legge naturale, in quella sussidiarietà che è politica tra, diciamo, i vari livelli di governo, ma che è anche orizzontale, è tra famiglia e società, tra associazioni e istituzioni. Quindi la vera destra dovrebbe riconoscersi in quello, perché è quello il suo portato, è il portato di buonsenso, di civiltà e soprattutto che toglie anche argomentazioni a una sinistra ideologica, perché il progresso sociale si fa partendo da un assunto, cioè che il cuore dell'uomo è sempre quello e non cambierà mai, e che quindi bisogna invece agire per una realizzazione delle migliori opportunità, insomma, della persona umana, usando la persona umana, quindi non usando delle sovrastrutture o delle ingegnerie sociali che oggi vediamo nascere in ogni angolo, ecco. Certamente. Grazie infinite, e saremo sempre dietro
alla cugina, alla sorella, perché poi non dimentichiamocelo, il mondo del nord Italia diciamo è affine dal punto di vista perfino linguistico alla Francia, non dimentichiamolo mai, non facciamo finta che non sia così. Grazie infinite a te e a tutto quello che ogni volta che intervieni ci regali. Grazie infinite Marco. Grazie a voi. E quindi appunto vi ho parlato del Salone del Libro, adesso vedremo se emergono delle polemiche, perché poi ogni anno i saloni del libro, come i festival del cinema, tra l'altro è in corso anche Cannes, adesso vedremo un po' la Palma d'Oro a chi va, ma tutti questi diciamo metodi di associazione culturale in chiave di premio e di diciamo manifestazioni di personalità e di autori e di cineasti, ecco, sono sempre fonte di polemiche, quindi sono sicuro che entro domani sera ne uscirà qualcuna anche dal Salone del Libro. Intanto però c'è un enorme problema che si sta evidenziando più generale. Stanno chiudendo le librerie, quindi non solo le edicole, diciamo come valore di prossimità territoriale in senso di quartiere, è vero, di piccola comunità, e questo è già di per sé gravissimo, soprattutto in senso di cultura popolare, e stanno chiudendo ovunque, ma stanno chiudendo anche le librerie. Se poi le librerie hanno una storia atavica e un nome, un blasone unico nel loro genere, questo è ancora più grave. È il caso delle librerie Tarantola. Ha chiuso da qualche giorno anche la libreria Tarantola di Sesto. Ricordo Sesto San Giovanni. Ricordo che i Tarantola sono quei famosi librai che partendo da Pontremoli, moltissimi anni fa, andarono in giro soprattutto per il centro e il nord, soprattutto il nord d'Italia, diciamo costruendo delle librerie, quindi non limitandosi più alla vendita diretta nomade, di impostazione nomade, ma costruendo delle librerie che poi sono diventate famosissime. Ecco, quindi nelle grandi città, anche a Milano, una volta c'era anche a Monza, e a Sesto San Giovanni, che è un po' una specie di ponte fra la Brianza e Milano, e lì ecco che la triste notizia ci addolora in una maniera davvero spaventosa. È stata chiusa anche la bellissima, grande, fornitissima libreria Tarantola a Sesto Rondò. Perché? Perché il vecchio Tarantola e suo figlio non ce la facevano più ad andare avanti coi costi gestionali, ovviamente, diciamo la verità, chi ha più di 40 anni va ancora in libreria, chi ha meno di 40 anni tende ad andare sempre meno perché surroga la potenzialità di lettura con tutto il mondo telematico, internet, i social e quant'altro. E tutto questo provoca una diminuzione di clienti che è stata tamponata in varie maniere. Appunto la libreria Tarantola, tra l'altro noi avevamo intervistato anche il Tarantola Junior qualche mese fa, ma appunto non ci aveva avvisato di questa precarietà che l'ha portato proprio addirittura a chiudere. Quindi anche lì avevano adottato una strategia attraverso delle presentazioni di libri eccetera, ma neanche questo è riuscito a giovare, quindi facendo venire gli autori in libreria, neanche questo è riuscito a salvare il salvabile. E quindi tenuto conto che c'era anche un sistema di
di subalternità, nel senso di alcuni personaggi che gravitavano in libreria per lavorare e per aiutare i capi, tutto questo costava troppo. È veramente molto triste, molto disarmante, perché noi siamo cresciuti coi libri, noi siamo cresciuti con la carta, proprio coi polpastrelli sulla carta per riuscire quasi appunto ad assorbire, a mangiare tutto quello che abbiamo letto. E vedere appunto chiudere queste librerie illustri, ma ripeto, poi il caso, mi si dice comunque che questo succede anche a Torino, succede a Venezia, succede a Bologna, succede a Firenze, eccetera, eccetera. Nessun giovane se la sente più di imbastire un'avventura aprendo una libreria. Quindi tutto questo sta facendo mutare il paesaggio culturale, ma anche comunicativo, di congregazione e aggregazione delle città, delle nostre città, che evidentemente già sono mutilate, a parte le edicole, ma di tantissimi altri luoghi di ritrovo, di tantissimi altri locali che una volta costituivano il tessuto della vita associativa e che adesso non esistono più. Quindi è un grande tunnel verso la solitudine, è un grande tunnel che abbiamo iniziato del nuovo millennio, da qualche anno del nuovo millennio, verso l'autoreferenzialità assoluta, nel senso di rimanere a casa a far tutto aspettando il cibo che arriva attraverso diciamo la cosiddetta globalizzazione, no? Glovo, sapete, e poi aspettando che i libri che ancora vengono letti, non tantissimi, ma attraverso Amazon o altre forme di distribuzione, in modo tale proprio da non riuscire più, da non poter più recarsi in luoghi deputati. Veramente ogni anno, sto dicendo ogni giorno che passa, io mi sento più vecchio, e anche se spero di non esserlo ancora, proprio perché misuro la differenza abissale che va concretizzandosi fra la società di adesso e la società in cui sono cresciuto, e forse in cui io penso siano cresciuti anche la maggior parte dei nostri ascoltatori che cominciano ad avere 45, 50, 60, 65, 70 anni. E quindi noi abbiamo subito questa trasmutazione che non è solo di pelle ma è anche di sostanza. Abbiamo pianto per tutto quello che stiamo piangendo per tutto quello che perdiamo ogni giorno, cioè per tutto quello appunto che ci viene sottratto dalla nuova progettualità di vita, di cultura, di relazione, eccetera, eccetera. Con la sensazione di ridursi a larva, non più a essere umano. Scusate, voglio essere non retorico appunto, ma brutale, a una forma di larva destinata a sopravvivere solo in nome di chi manovra e governa questo mondo, no? Attraverso un sistema di informazione, un sistema di trasmissione pseudoculturale, spesso falsamente politicizzata, ideologizzata, come nella scuola, peraltro contesto che fra qualche anno penso che sia destinato a tramontare, no? Perché tra qualche anno le scuole come le abbiamo conosciute dal punto di vista proprio non solo dell'istituzione ma proprio del palazzo, della residenza muraria, saranno anch'esse finite. Non voglio fare da Cassandra né prospettarvi l'Apocalisse, ma sento su di me questa spada di Damocle, su di me e su di tutti quelli che mi circondano, questa spada di Damocle che non solo chiude un'epoca in una maniera tragicomica,
ma è destinata a crearne una nuova nella quale perfino Alessandro Baricco, che ha scritto un libro, I Nuovi Barbari, molto interessante perché discute di questo problema della sostituzione della cultura e della civiltà con dei metodi e degli orizzonti nuovi. Persino Alessandro Baricco, che sappiamo tra l'altro essere non proprio più al top della salute, perfino lui rimarrebbe disgustato, perfino lui, perché c'è un limite a tutto. Un grande abbraccio e soprattutto, almeno quella, Venezia risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore